Non mi sorprende il fatto che si leggano queste notizie, perché vedo che da mesi nelle cronache nazionali è un ritorno sempre di inchieste rispetto a chi gestisce il mondo dell'immigrazione. Questo ci fa ovviamente ancora di più pensare e motivare sul fatto che dobbiamo cambiare marcia, dobbiamo cambiare atteggiamento, e penso che l'unico atteggiamento possibile oggi sia quello di dire aiutiamoli a casa loro. Non è troppo sorpreso il governatore veneto di quanto scoperto dalle Fiamme Gialle, che hanno acquisito la documentazione negli uffici della società, nelle abitazioni dei 4 indagati della cooperativa che gestisce Conetta e nella sede della prefettura di Venezia, dove risultano 2 indagati per rivelazione di segreto d'ufficio. Zaia si dice invece sorpreso del fatto che l'ex base non sia ancora stata sgomberata. Io ero rimasto fermo al fatto che doveva essere sgomberata. Vedo che non accade questo. Prendo atto di tutti i disagi che ci sono, e non sono pochi, a carico di questi cittadini. È la dimostrazione che il sistema dell'accoglienza e soprattutto della gestione dei flussi migratori ha fallito. Non possiamo garantire ospitalità nei nostri territori, parlo in Italia ma parlo anche del Veneto, quando sappiamo con certezza che l'80% di chi arriva, di coloro che arrivano, non sono profughi, poi alla fine non saranno riconosciuti come profughi, ma sono migranti economici. Allora noi diciamo ancora una volta prima il Veneto, ma non è un atto di razzismo, è la volontà di ricordare che se c'è una persona in difficoltà prima si aiuta un cittadino del nostro territorio. Abbiamo circa 500.000 persone che stentano a sbarcare il lunario a fine mese, arrivare a fine mese.